siamo adesso obbligati a mangiare vegetariano. Cioè, Perché? non rompe quando è vegetariano. Ah, Il problema se esiste quello se sente, ho pesce. capito. Se sente odore di carne. E lui impazzi, tocca compartirlo con lui. Hai capito? Ma è giusto Catalina. E una volta ogni tanto sì, ma non deve essere una cosa. Sì, ma io non mangio tutti i giorni carne. Però il bello è che non crea dipendenza, capisci? Stamattina però si è no. fatto la mangiata di crocchette lui. Acqua, crocchette, hai capito? L'altro giorno ci girava la faccia. Non so se deve essere che ha sentito. Fame. Rotatori a sinistra. Puoi tenere questo per te, no? Gentilmente, grazie. Braccia. E anche qui lo possiamo portare, va, questo tratto con l'erbetta. Hai visto? Sì, Qui ce di n'è. fronte, qui di Anche fronte. dietro casa è pieno. Con questi giardini di così. Sì, pieno. L'ho visto. E dove? Andando verso Cabras, Ah, però dietro casa. ma c'è modo di parcheggiare? No, no, un problema credo. No, no, no. A che ora vuoi andare? No, ho chiesto. Ah, no, Perché qui- lì a qui- piedi? No, no. Qui si può parcheggiare. Ah, è perché a che ora lo vuoi portare? L'ora, col caldo bisogna vedere l'ora, Di sera c'è ombra. Di sera a che ora lo vuoi portare? Sì, è mezzo sì. Alle 7 lo vuoi portare? Oggi? Adesso lo portiamo all'arborea. Gli verrà il sonno A chi? a lui, anche a noi. Ah, va bene. Bello l'arboreto. Ho anche i giardinetti di Santa Giusta, dove c'è la chiesa, che è bellino, bello. Ma il sole, non hai capito che a me il sole Sì, ho tra un po' io capito. sto male. Il problema è che tu pensi alla luce, che poi no, io un po'. Adesso è già, perché l'abbiamo già deciso, c'è ancora fresco. Ma tra un po' arriva il caldo. Bello. Santa Giusta è più lontano, è più o meno lì, No, è prima di... di Arborea. Però Arborea è più suggestivo perché sappiamo dove possiamo nasconderci. C'è la piazza, gli alberi. Bellina anche Bossa,
dove il cane, perché lui non poteva muoversi. E tutto questo è il riso.
Da qui? Diritto. Costa meno di noi, 1669. 1600. Arriviamo. Sì. A Kuwait. Sì. Non so, il primo che troviamo sulla sinistra. Dritta o Dritta, rodata? dritta. La ciotola di Pepito dov'è? Dell'acqua, dietro? Non è a casa? No, è qui sopra, la nascosta sopra il sedile. Ah, perché quella di casa è quella che noi usiamo per uscire? Credo di sì. È sicuro? Sì. Allora compriamo una di quelle che si diventano piatti. Ah, Questa rimane qui a Riola, no? Non stiamo caricando. vieni, vieni. Questo è fatto. Stiamo facendo quello.
più è Veneto. Qui è caro, 1733 contro 1600, 1600. Vieni. Adesso sei una sina per tutto, eh? Dritta. Ehi, guarda questo in qua. No. Poi andiamo che voglio vedere qualcosa. Questo... Prima andiamo ad Arborea. Guarda, c'è anche un centro. Ah no, ma lì no. Ah, non hanno un centro bello come quelli stanno. Qui così dritta, vero? Sì. C'è pieno di questi attacchi, hai visto? Sì. Non aperti proprio come... Rotatoria a sinistra. Andare via. Ma c'erano ma pochissimi. Veramente poco. Bella questa chiesa, come si erge. Ha una bella storia, questa Allora, dritta. dritta. Lì c'è una chiesa, una macchina lassù. Ah. Si entra da quella strada Ah, lì. è troppo comodo. Pensi che avremmo riparo là? Sì, vero? Sì. Sì. Porca comodo. Vieni.
Io. A destra. Se conviene più prendere la 131 che entrare dentro l'istante. Ma a me piace entrare di qua. Più fresco qui lì. Bella questa macchina. Vale, questo cara. Bello, qui è bello. Come mai qui no? Là è brutto, qui è tranquillo. Cos'è il comune? Aria camper, per quello. Come si chiama questo paesino? Sant'Agostino? Sì. A destra. Adesso Sì. guarda un po'. Bello qui. Dato che non la curano questa pineta. No. Se entra qui che Tito si riempie. Adesso a destra. Mi frego. Ieri non sono stato tanto bene lì a Eurospin, c'era un freddo, è venuta anche mal di pancia. Detto che cioè quello che dici è mi è venuto sonno. Non dovevamo andare verso di là. No, Arboretti. E questa è una strada, non c'è altra strada. Sì, là. Dove?
più avanti quella strada, è una strada bianca. Credo di sì. Mi è venuto sonno. Lo sai? Non ti fa dormire, Ah? non ti fa dormire, ti fa stare a Mm. sempre dritta. Ah, sempre dritta. Che sono quei cartelli? E per andare al porto. Noi siamo già andati. Eravamo passati una volta. Ah, tranquillo. Solo che non c'è dove coprirsi, dove ritirare dal caldo. Mm. Che sonno. Se trovassi 5 minuti. È bello qui perché a destra e a sinistra c'è tutta una oasi. C'era È un grande oasi. c'era un hotel che andavamo quelle volte, adesso non mi ricordo come si chiama, aveva un nome strano. Quanto ci vuole? È un bellissimo posto. Vero? Era quella la strada dei genitori. Bello. Da qui si vede piano. Che bellino. Mi sembrano partiti di qua.
chiama? Acqua, quello lì? Salmastra. Acqua salmastra, è pesante, vero? Una volta avevamo preso una camera Ah, qui, dormivo solo fisso, non riuscivo a svegliarmi. ti ricordi? Cos'è quello? Sì, lì Ah, che tipo sono? pieno. E qua Pepito c'è. Vedi? È il suo habitat. E qui? Sempre questa. Questa? Sì. Morto. Era con una sino, scappa. Che bello. Il silo? Bello, sembra la cosa. Oh, che fresco. Ah, il country, l'hotel country, Da qui, sempre dritta. Ricordi quando eravamo andati a mangiare ad Arborea con Mario?
tranquilla. attitudine. Sì. Ah. O comunque anche a Riola io dormo, cosa che non mi succede a Cagliari. No, anche a Riola ci dormo. Adesso con Pepito dormo. Se tu consideri che a Seguiamo Cagliari ci svegliano tra polizia, ambulanza, gente che dà le bottiglie, non riesco più a dormire. Siamo quasi arrivati. Qui dopo torniamo qui, tutto quello che vuoi. Ah, Ok, forse capito. qui a destra. Ok. Un pochino così, isolati, eh? Morto, l'hai inciso. Ma sì, si alzerà, Pepito. Seconda. Sì, sì. Questa è la fabbrica di cemento. E mira, gli alberi grandi che vedi. Questo che cos'è? Un magazzino? Bellini qua, vedi? Guarda che bellina questa finestra. Che c'è scritto lì? Autocarrozzeria, capillari, reti mille. Siamo già venuti una volta, vero? Mi pare. Là c'è campagna. Qui c'è il prato. Proviamo là e poi torniamo indietro. Ah, questa è una proprietà privata, mi pare. È una carrozzeria. Ah, è privato tutto. Volevamo andare in campagna aperta.
per portare il cagnolino. Ma non qui dove c'è gente e macchine, no, ho paura. Dove posso andare? Poi nel verde. Ah? Pineta, sì. Torna indietro, gira a destra, vai di nuovo a destra e va verso il mare. Ah, grazie, faccio manovra, grazie. Però è bellino, eh? Guarda questi alberi. Adesso ti ho svegliato Peppicito. Cosa ha detto? A destra, a destra. Aspetta. Sono la prima a destra. Con questi animali ho paura di fare. Guarda, quella è pioggia. Non vedi? Pioggia. Non è detto. Ma sono abituati questi, vero? Senza correa, senza pettorina. Molti li prendono apposta. Che ti sei nascosto? Tutto sotto. Pepito si è nascosto tutto sotto. I miei cugini, i miei cugini. Non vanno oltre per il Pepicito già col naso uscito fuori, gli piace, gli piace. Da qui o dall'altra? Ha detto a destra. Ah, no. Da qui? In pineta? No, dall'altra, vedi? Da qui? A destra, a destra. È chiuso? Ah, va bene. Oh, questa è arborea? Sì. Mi facevi solo vedere quella parte di là, vero? Perché questa diciamo è abitata, vero? Da qui? A destra, sempre dritto. Tu conosci? No. Guarda l'uva, uva vero? No, siamo ancora a settembre ci vuole, vero? E Che bel fresco, bellissimo. Qui c'è più silenzio che a Viola, vero? Belle queste casette. Questo odore di piscio di maiale, vero? no. Mucca. Stallatico. Stallatico. Stalatico di mucca. Mi è venuta una cosa brutta come paralisi in tutto il corpo quando sono entrata all'arborio, come così, una mano così che ferma, mi si sono chiusi gli occhi, mi sono spaventata. A te?
Ti succede? Sì. Visto anche poi. Quando vieni qua però, dalla Corea. Infatti dal giorno avevamo deciso di non venire mai più, vero? Mm. E quello che cosa? Guarda, questo è l'odore del mais di Perù. Senti, me lo fanno qui. Guarda questi alberoni. È grandetta, è piccola ma non è piccola. Da qui? Diritto. Guarda, da qui dritto. Lì le mucche, le mucche, le mucche, grandi, le mucche giganti, guarda che belli, il latte. Se lo lascia Pepito mangia le mucche. Bene. Senti quello rogo. Guarda quella che sei. Anche qui possiamo accostarci. Bellino lì, eh? Questo è fiume? Stagno. Stagno. Qui ci sono i campi, vero? Bello lì, quello spazio per restare. E questo che cos'è? Là al mare. E là? Diritto al mare. Dovrebbe essere diritto al mare. Ehi! La pace, che bello. Anche se mi era venuto un colpo di sonno. Ci mettiamo qui. Qui ti va bene? Lì c'è quello in legno, un caminito.
No. È troppo sole. Troppo sole. No, ma non stiamo tutta l'ora, eh. È solo per mangiare in santa pace. E dove sono tutte questi signori? Mare. Che bello vedere il mare. Allora, cosa hai detto? Che dobbiamo tornare? Se troviamo uno spiazzo all'ombra va bene. Quello che ti ho detto non ti va. Questo qua, Guarda. no? Dove eravamo 5 secondi fa. Lì non ti va per mangiare il panino, niente. Lì ti vuoi sedere in quello lì, contro il sole. Ci mettiamo in questo qua, poco poco. Anche qui. Ehi, aspetta però, fammi entrare. Finché c'è il fresco approfittiamo.